Ora in onda, Filo Diretto. Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto. Tra pochi minuti, una decina di minuti, saremo in collegamento con Matteo Salvini, segretario della Lega, ministro, vice premier, come ben sapete, e naturalmente continuiamo a tenere le linee aperte perché in questa giornata tanti sono i ricordi, tante sono le testimonianze, io compreso perché sono qui da quando è nata questa radio per volere di Umberto Bossi, che aveva in mente un progetto anche mediatico che si componeva di quotidiano, settimanale, TV e anche la radio naturalmente. La radio la amava molto, mi ricordo infinite volte durante la rassegna stampa i suoi interventi, mi ricordo anche qualche chiacchierata prima di preparare la rassegna stampa quando dovevo fargli capire che dovevo andare in onda e quindi leggere i giornali, perché se parlavo con lui non potevo leggere i giornali. Insomma, comunque, ed era un modo anche per studiare il soggetto, perché io ero uno sconosciuto ai suoi occhi, egli era molto molto fine nel capire le persone e doveva però inquadrarle, capirle, studiarle, farle un po' parlare e vedere che soggetto c'hai di fronte, perché io ero capitato qua come un estraneo che veniva da tutt'altro mondo e devo dire furono tempi meravigliosi perché la nascita di questa radio, Radio Padania Libera, coincise con il fatto che si potevano avere delle opportunità fino allora impensabili. Per me fu proprio così. Io venni qui e fui assunto nel giro di 2 giorni, insomma, iniziai a lavorare qua nel giro di 2 giorni. Una chiacchierata con il deputato che si occupava della radio e dopo 3 giorni in onda, subito, con Pagliarini. Mi ricordo il primo giorno fu una chiacchierata con Pagliarini sul trattato di Maastricht, che non ne sapevo nulla, passai il fine settimana a studiarmi un po' di cose per cercare di essere all'altezza. Dopodiché tante volte durante la rassegna stampa arrivava la telefonata, lui magari sentiva, era in macchina con il mitico Aurelio, il suo autista, e sentiva una roba che lo stimolava, interveniva in diretta, diretta e fiume, modello Pannella su Radio Radicale, cose così, molto molto per me a quell'epoca, un cucù che arrivava fuori dall'università, cioè dalla roba del tutto teorica, eh, cose meglio di 10 lezioni universitarie, devo dire la verità, perché si imparava molto di più da una persona che la politica ce l'aveva addosso nel sangue, dentro, viveva per totus politicus, per dire una cosa alla latina, no? Era una persona tutta politica, questo quelli che l'hanno conosciuto molto meglio di me lo dicono molto meglio di me, ma quel poco che io ho conosciuto era questo. Carisma, come diceva Gianfranco Miglio con l'accento sulla A, mi raccomando, no carisma straordinario. Il bastone di maresciallo, uno ci nasce col bastone di maresciallo nello zaino, diceva il professor Miglio, che pure fu epitettato da Bossi, come tutti ricordano, in una maniera poco simpatica. In ogni caso, però, riconobbe il carisma di quest'uomo che viveva per la politica, di politica, ragionava di politica, pensava di politica, masticava di politica anche quando c'era da cambiare la presa dell'elettricità. Così era, no? Un'epoca diversa, completamente diversa. Ci furono personaggi straordinari che mai avrebbero calcato la scena della politica e che vennero sulla scena della politica in suo luogo, però io mi sono già rotto delle mie stesse parole, perché quelle che contano di più ce le ho tutte in testa e ce le ho tutte per me. Però in questo caso, essendo la radio un mezzo pubblico, quelle che contano sono le vostre parole. Quindi tra poco avremo Matteo Salvini, che pure lui nasce con questa radio, no? Con Radio Padania Libera. Molto spesso ho sentito dire in questi giorni Radio Padania, ma insomma, per essere corretti è Radio Padania Libera, perché l'aggettivo non è che fosse secondario, l'aggettivo era primario, come abbiamo sentito poco fa dai discorsi medesimi. Un'altra epoca, un'altra storia. Io ho una personalissima visione della scansione temporale e cronologica della storia della Lega che ho vissuto da vicino proprio a partire da quegli anni lì, perché nel 92-93 comincio a collaborare con le consulte economiche, eccetera, poi nasce la radio nel 97, quindi ho vissuto quel periodo molto da vicino. Per me il periodo fondamentale è il 92-93, lì c'è un grossissimo spartiacque dove anche la storia della Lega cambia completamente, ma poi magari ne parleremo con lo stesso Matteo Salvini tra poco. In ogni caso, quello che conta siete voi, come diceva il bravo presentatore, e le vostre opinioni, i vostri ricordi, quello che avete vissuto. È un modo per condividere la radio, no? È un mezzo caldo, per questo piaceva molto anche al capo, come lo ricordano in tanti, a colui che diede inizio a tutta sta
vicenda importantissima sotto il profilo politico, ma non di meno anche sotto un profilo mediatico, perché una piccola parte di storia quella radiolina là l'aveva fatta, Radio Padania Libera. A suo modo era un modo per sentire il polso della gente, molto semplice. Si componeva l'armamento mediatico, dicevo, di un giornale che all'inizio fu diretto da Gianluca Marchi, come ricordate, e vendeva mica poco. Arriva dopo l'Indipendente, che fu l'organo leghista prima della Padania, ma in ogni caso la Padania di Marchi era un posto dove si pensava, dove c'erano grandi firme, dove c'era l'elaborazione concettuale. Dopodiché la TV, che viene molto dopo, il settimanale, che forse era il fratello minore di tutti e quattro i mezzi mediatici, e poi la radio. La radio era il polso vivente dell'umore popolare della gente, era il termometro di quello che si agitava. L'FM ci aiutava, eravamo diffusi. In macchina adesso per fortuna c'è il digitale che meno male fa la stessa funzione, però insomma era un'altra epoca anche da quel punto di vista, e la radio serviva a mandare messaggi ma anche a riceverne tanti, come stiamo facendo adesso. Quindi linee aperte. Grazie a Simone in regia per la sua cortesia. Oggi tra pensieri e cose sta andando fuori di testa il nostro Simone. Quindi se volete intervenire in diretta 02 92 94 7222, flusso di memoria, flusso di coscienza, flusso di sentimenti, di razionalità, di tutto quello che vi pare a voi, e comunque intervenite, dite quello che volete, e anche via messaggio al WhatsApp 340 67 09 659. C'è un WhatsApp audio, però lo mandiamo dopo, credo, le telefonate. Simone oggi, come la Dea Calì, deve avere 100 braccia per rispondere alle telefonate. Sentiamo la prima, pronto? Pronto, buongiorno Giulio. Buongiorno. Ciao. Allora, mi scuso perché sono già intervenuto stamattina, ma era una cosa di pancia. Va bene lo stesso. Ero un po' emozionato, però visto la giornata. Allora, io volevo ricordare il grande Umberto, perché ti chiamo da Arona, e da Arona è stata, se non la prima, una delle prime sezioni della Lega aperte in Piemonte, e la prima puntata che c'è stata nel 92 siamo riusciti anche a mandare giù un nostro concittadino con la Lega, che se non sbaglio era al Senato, un certo Bistaffa. Poi noi avevamo un grande... me lo ricordo Bistaffa. Sì, è una grandissima, brava persona, che poi negli anni aveva aperto una gelateria qua da Rona, sì. È mancato qualche anno fa. E poi il seme che aveva lanciato Umberto, qua da Rona avevamo la nostra sezione, come ti ho detto, una delle prime sezioni in tutto il Piemonte, che era un certo Alberto Vesco, che è mancato anche lui qualche anno fa. Tutti mancano nei giorni speciali, lui è mancato il giorno di Ferragosto, e Umberto è mancato ieri, la festa del papà. E quello che ha lasciato Umberto è stato un grande insegnamento a tutti, che ci ha svegliato, ha cambiato la politica in quegli anni lì, dopo Mani Pulite e così, e ha risvegliato i sentimenti delle persone nel nord. Adesso io, come detto stamattina, sarebbe un giorno solamente di commemorazione, ricordi, senza lasciare le polemiche, le varie leghe, mica leghe, gente, tutto quello che è successo. Siamo tutti vicini nel dolore a questa scomparsa del nostro papà, del nostro capo, come lo chiamavamo noi. Anche quando veniva da Rona era sempre uno spettacolo portargli la Coca-Cola o cendergli il sigaro e giocare a braccio di ferro o calcio balilla. Comunque niente, lascio spazio a tutti. Grazie Giulio, e grande Umberto, viva la Lega, sempre nei cuori. Grazie. Ciao. A te. Allora un'altra telefonata, ce ne sono altre due, a dir la verità. 02 92 94 7222. Pronto? Pronto? Pronto, sì. Buongiorno. Ciao a tutti. Ciao, sono Paolo di Varese. Ciao Paolo, allora, dimmi ragazzi, tutto. Io ti dico che ho iniziato nella Lega nell'86 a Varese, in Piazza Podestà. Sì. E mia prima testa poi me l'hanno fatta fare nell'87, perché dico, beh, tanto l'anno è finito, ma insomma, morale, ho seguito tutto il percorso. Bisogna essere anche onesti, che tutto quello che poi lui ha detto si è avverato tutto dall'inizio alla fine, quindi quello che aveva previsto, i meccanismi, l'Europa e quanto, si è avverato tutto. E il fatto che la gente, mi spiace, però il popolo italiano o italiota, chiamavano per quelli dall'altra parte, non hanno mai capito questo discorso, non hanno mai capito, e quando lui ha cominciato a dare fastidio l'hanno messo in disparte, l'hanno dipinto male e via discorrendo, ma alla fine il senatore aveva ragione su tutto. Questo ho dei grandi ricordi delle cene che non si riusciva mai ad andare a letto, e comunque mi riusciva a commuovere.
a commuovere. Insomma, non è poco, perché commuovere e far ragionare sono due cose che non sempre vanno di pari passo. Comunque, No, è un grazie di cuore. Grazie a te per il ricordo. 02 92 94 7222. Abbiamo altre telefonate e poi un audiomessaggio che mandiamo in onda senza sapere di che si tratta, come sempre. Pronto? Pronto? Sì, pronto, ciao. Buongiorno, ciao. Ciao, sono Marco e chiamo da Milano. Io sentivo pochi minuti fa il proclama di Bossi. Sì, a Padania. Esattamente. E se mi è consentito, posto che de mortis nisi bonum, no? Come si diceva un tempo. Beh, non è detto. Per essere onesti, se uno vuole essere onesto, dice quello che pensa. Esattamente, allora io con onestà devo dire Bossi era sicuramente un grande politico, circondato da una classe politica secondo me di bassissimo conio, e questo l'abbiamo visto nel corso degli ultimi decenni, purtroppo una classe politica che non era al suo livello e che continua a non essere del suo livello, e sentendo quei messaggi io mi chiedo, ma quanto è stato tradito Bossi? Ma quanto è stato tradito cioè, nel momento in cui vengono fatti dei proclami, come quelli che abbiamo sentito tutti, come quelli che abbiamo udito tutti per decenni, che cosa rimane del suo messaggio politico oggi? Niente, è stato completamente tradito partendo dall'attuale segretario politico. Se uno deve agire onestamente, o è stato Bossi che a un certo punto ha tradito il suo stesso messaggio ed ha vissuto poi di rendita, o sono stati quelli che sono poi venuti dopo, perché io oggi trovo una classe politica della Lega che è romanocentrica, non è certamente padanocentrica, non rimane nulla dell'autonomia del nord Italia, non rimane nulla della Padania, non rimane nulla nemmeno di quel Bossi che era, voglio dire, tanto ruvido quanto comunque visionario. Voi ricorderete tutti come si rivolgeva a allora, il concetto l'abbiamo capito. Io devo essere sintetico per un semplice motivo, perché c'è tanta gente che aspetta di intervenire, però tu hai espresso chiaramente il tuo concetto, sul quale io devo permettermi di dire che non sono affatto d'accordo, perché modestamente da osservatore il concetto di tradimento in politica non è così scolpito nei blocchi di marmo come l'hai tagliato giù tu. Secondo me il concetto di tradimento in politica ha a che fare con altri tipi di comportamento, perché non mi puoi riassumere una lunghissima traiettoria politica che nasce negli anni '80 ed è ancora viva oggi con il concetto di tradimento, perché altrimenti di tradimenti ne troviamo uno al giorno, se vogliamo. Quindi non è quello il punto. Si è trattato di un'evoluzione. Secondo me uno snodo fondamentale, come dicevo prima, accade tra il 92 e il 93, ma è un'evoluzione politica. Il concetto di tradimento è fuori luogo perché ha a che fare forse con i fumetti, forse con il cinema, ma non con la politica, secondo me. I tradimenti in politica sono un'altra cosa. Però è una mia modesta opinione, molto modesta rispetto a quella che potrebbe avere Matteo Salvini, che è il segretario della Lega, che è in collegamento con noi e che tutta questa storia l'ha vissuta esattamente come minimo quanto me, che sono qui da quando è nata Radio Padania Libera, lo ricordavamo prima, per impulso di Umberto Bossi, e Matteo Salvini è stato una delle colonne di quella radio, ma poi lo ha vissuto molto più complessamente di me, perché lui ha fatto e fa politica. Io invece mi sono limitato a guardarla, a osservarla, a leggere i giornali. Intanto buongiorno a Matteo Salvini e grazie per essere qua, Giulio, caro Matteo. Ci mancherebbe. Oggi la giornata mi avrebbe portato in questo momento a incontrare i cittadini a Mestre, poi a Rovigo, poi a Padova, però ovviamente abbiamo sospeso tutte le iniziative per il referendum previste per oggi. A proposito di autonomia, io ricordo che poche settimane fa abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri le prime intese sull'autonomia, quindi l'ultimo ascoltatore evidentemente si è perso qualche passaggio, però non è la giornata né della politica, né della polemica, né del referendum, né di altro. È la giornata, soprattutto nella sua radio, nella nostra famiglia, nella nostra Via Bellerio, nella nostra comunità, nella nostra piccola grande Lega,
non del ricordo o della celebrazione, della presenza. Perché se sei dietro il microfono tu e sono al telefono io, e fra poco ci saranno tante voci che porteranno il loro piccolo o grande ricordo di questi 10, 20, 30, 40 anni, è perché Umberto e poi Emilio e poi Maroni e poi decine di migliaia di semplicissimi, normalissimi e tostissimi cittadini hanno quotidianamente innaffiato un seme che oggi porta la Lega a essere quello che è in Italia, in Europa, nel mondo, con 500 sindaci, ministri, governatori, e rispetto agli anni 90 di cui tu parlavi, ovviamente quando la Lega era in Lombardia, in Veneto, non c'era, ma neanche in Liguria, in Toscana, in Emilia, e adesso ha sindaci in Veneto, in Lombardia, come ce li ha in Sicilia, in Abruzzo, e ha alleati europei che 30 anni fa non erano neanche nati. Quindi adesso ci siamo e siamo determinanti, sempre sul solco dell'identità, delle radici, del territorio, del coraggio, spesso soli contro tutti. Ecco, noi abbiamo questa radio difesa con le unghie e coi denti, tu ti ricorderai queste traversie. Hai voglia. Altri hanno televisioni, sindacati, banche, giornali. Noi abbiamo questa piccola grande comunità che hanno provato a spegnere, a silenziare, a censurare. A proposito di magistratura, io ricordo che nella sede di questa radio, di questo movimento politico, fecero irruzioni i magistrati più volte, e siamo qua. E qualcuno menò anche le mani, Sì, ci furono aggressioni. Io penso che siamo l'unico partito in tutto l'Occidente, parlo di democrazia, ovviamente non vado a parlare di regimi, un partito che è stato indagato, confiscato, sequestrato, processato, arrestato, e siamo qua. E siamo qua perché una delle lezioni di Umberto era non mollare mai. Nel bene e nel male non mollare mai. Non voglio parlare io perché voglio essere ascoltatore tra gli ascoltatori, e ricordo, e te lo ricorderai anche te, sarà capitato anche te, come quando eravamo in conduzione o in direzione, quando dall'altra parte del vetro il regista ti diceva guarda che c'è Bossi. Hai voglia. E uno diceva oh Madonna. Stavo dicendo prima, Matteo, proprio. Cosa ha fatto? Perché ce li ricordiamo le lezioni, le critiche che non mancavano. Ma guarda, io ti dico, ero un cucù che veniva fuori dall'università e sono arrivato qui nel 97 e ho imparato più di 5 anni di università in pochi mesi. Quando ti arrivava da dietro il vetro e dal Colombo, dal Carnelli o da qualcun altro, guarda che c'è Bossi in linea, silenzio, pausa, chissà cosa è successo, chissà cosa faremo, chissà che fine faremo. E siamo qua, però sono lezioni di vita, di politica, di coraggio, di tutto. Quindi mi conservano nel cuore le pacche sulle spalle, le strette di mano, e vaffanculo. Come in ogni famiglia è giusto che sia. Allora, Matteo, abbiamo 2 telefonate. Stamattina è un flusso di telefonate, ovviamente da stamattina alle 7:30. No, ma ascoltavo, ognuno col suo ricordo. Poi ci sono persone che si sono avvicinate da 2 o 3 anni, quindi è chiaro che il ricordo è più sfumato, è più lontano. E ci sono persone che invece da 10, 15, 20, 30 anni ci sono e ci saranno. Quindi è il bello della Lega che si rinnova. Sentivo l'ascoltatore di prima, è chiaro che un conto sono le battaglie del 95, quando anch'io ero sul Po, quando anch'io ero a Venezia, però avevamo in tasca la lira e a Bruxelles c'era un altro andazzo e nel mondo c'erano altri problemi. Siamo nel 2026 e quindi è chiaro che un movimento autonomista, federalista, identitario in Italia non può che essere sovranista a difesa della stessa identità in Europa, perché altrimenti, mentre combattiamo con le unghie e coi denti per conquistare spazi di libertà e di autonomia in Italia, per le regioni, per i comuni, a Bruxelles con l'altra mano ti fregano poteri, competenze, quattrini, libertà, identità. Dai, ho parlato anche troppo, Giulio, di quanto volevo. Sono a tua disposizione e a disposizione degli ascoltatori che vogliono abbracciare Umberto. Direi degli ascoltatori, perché ce ne sono già 2 in attesa. Li sentiamo subito. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io in linea? Buongiorno.
Buongiorno Maurizio dal Lago di Garda. Intanto onore oggi in questa giornata a Bossi e al suo ricordo, all'impegno e alla passione politica che ha sempre messo. Mi dispiace che è ispirato senza vedere gran parte dei suoi desideri e nei programmi realizzati, però ci ha fatto un ultimo grande regalo. Qual è questo regalo? Aver portato Salvini a parlare alla nostra radio, perché erano anni che Salvini non veniva. Io mi ricordo all'inizio, quando dall'autista era dietro in macchina e telefonava e si parlava e si rispondeva alle telefonate. Oggi è mancato. Spero che Salvini voglia essere dei nostri, in modo che sente anche il parere della nostra forza e di noi di parlare di politica. Quindi questo è un regalo che oggi Bossi ci ha fatto. Grazie. Salvini alla radio. Grazie. Grazie a te. Matteo, al volo. No, ma per carità, magari non può essere attaccato alla radio tutti i giorni l'ascoltatore. No, sono intervenuto di frequente, non spesso come vorrei, ma non negli anni, nei mesi. Quindi per carità, non è che uno debba stare attaccato alla radio giorno e notte. Comunque la prendo come uno stimolo per esserci ancora più frequentemente, così almeno anche l'amico del Garda, non dico tutti i giorni, ma più spesso mi sentirà, come altri mi hanno sentito nell'ultimo periodo. Allora, abbiamo un'altra telefonata, anzi tante altre telefonate a flusso continuo allo 02 92 94 7222, WhatsApp anche audio se volete al 340 6709 659. Pronto? Salve, Locatelli Milano, mi sente? Buongiorno, prego. Buongiorno. Senta, io ho appena messo fuori un simbolo della Lega fazzoletto dalla mia terrazzina. Ecco, vorrei che venisse fatto, ecco. Mi piacerebbe vederne di più. Ok, tutto qui, grazie. Grazie Locatelli, 02 92 94 7222, ne approfitto intanto che arrivano le telefonate, Matteo, per chiederti, stavo ripercorrendo gli anni che vanno dal 92-93 alla nascita di questa Radio Padania Libera, nel 97, sono 5 anni secondo me molto importanti, tu nel 92 c'hai 19 anni, no? Ti affacci sulla scena politica milanese in primo luogo. Nel 93 ci sarà l'elezione formidabile di Formentini, sindaco di Milano. Nel 94 compare Forza Italia. Io mi ricordo di quei 2 anni lì, e mi sono permesso di fare questa osservazione, ma la sottopongo al vaglio della tua analisi politica. Quei 2 anni sono secondo me importantissimi, 92-93. Perché mi ricordo che ci furono le provinciali dopo le comunali a Milano e la Lega si avvicinò pericolosamente per qualcuno al 50%. Avrebbe oltrepassato, credo di lì a poco, sulla frantumazione del pentapartito di Tangentopoli e dell'anno mitico 92, avrebbe oltrepassato il limite della maggioranza assoluta in territori importantissimi, provincia di Milano, Lombardia, il nord. Compare Silvio Berlusconi, compare Forza Italia e naturalmente quel bottino di voti diminuisce sensibilmente di colpo, perché Forza Italia ne attrae tantissimi e si entra in una nuova fase di realpolitik. Io la interpreto un po' così. Tu come la interpreti? Che visione hai di quel periodo? Secondo me cruciale, ma magari la vedo male io. No, sicuramente cruciale. La fine della Prima Repubblica, Bossi, Berlusconi. E gli alterni rapporti Bossi-Berlusconi, che poi ci riguardavano ovviamente direttamente. Io feci la tessera a fine del 90, dopo che c'era state, se non ricordo male, le regionali in Lombardia, poi diventai militante nel 91, Senvec, 35 anni fa. E poi sì, una straordinaria cavalcata con Marco Formentini, il primo sindaco leghista di Milano, venne eletto consigliere comunale, e poi la discesa in campo di Berlusconi, Forza Italia, per fermare la macchina da guerra di Occhetto e delle sinistre, che sicuramente aveva mezzi enormemente superiori rispetto a noi, rispetto alla Lega. Noi ai tempi non avevamo manco la radio, avevamo i volantini, i giornalini autostampati e ciclostirati, i manifesti. Questo è. E poi il rapporto con Berlusconi, te lo ricorderai, le elezioni del 94 insieme, poi il governo che cadde, poi il governo Prodi, poi il ritorno della Lega nel centrodestra dopo il Monviso, il Po, Venezia, la secessione.
E quindi è chiaro che Bossi ha insegnato a evolvere, a guardare avanti, a non essere mai fermo. E però oggi me li vedo, Bossi, Maroni e Berlusconi, tre giganti, ognuno col suo carattere, ognuno col suo tratto distintivo, con la sua peculiarità, però Bossi, Maroni e Berlusconi hanno segnato un'epoca e segneranno l'epoca a venire, perché tutto cambia, nulla sarà più come prima, e noi oggi umilmente cerchiamo, insieme ad altre decine di migliaia di militanti e di sostenitori, di portare avanti questo insegnamento fondato sul coraggio, sulla libertà e sull'identità. Allora, 2 telefonate in attesa, le passiamo immantinente al volo. Pronto? Sì, potente? Prego, Pronto? prego, sentiamo benissimo, prego. Grazie, buongiorno, sono Gino. Nulla, io ieri sera sono rimasto veramente rattrissato, molto dalla notizia della morte di Bossi. Io ho vissuto tanti anni in Friuli, moglie friulana, figlio friulano, e ricordo molto bene le lotte, le iniziative di Bossi. Era una persona molto semplice, era una persona che capiva il popolo, viveva in mezzo al popolo. Lui usava lo stesso linguaggio che usiamo noi, che usiamo, ecco, e lo ricordo veramente lo ricordo con tristezza. Cosa devo dire? Poi anche le lotte con Miglio, anche Maroni, ecco, ricordiamo anche Maroni, giusto, anche lui. Veramente rimango così rattrissato. Le sue iniziative, tutto quello che lui ha fatto, sicuramente se c'è qualcosa di federalismo oggi lo dobbiamo a lui. Grazie, ecco, tutto qui. grazie anche a lei. Se sei d'accordo, Matteo, passo anche alla prossima telefonata. Anche subito. 2 o 3 se vuoi, certo. Benissimo. Sono più importanti i ricordi dal Friuli, ho sentito stamattina dalla Germania, dal Veneto, dal Piemonte, dalla Calabria, da Milano, da Varese, ovviamente, da casa sua. Allora, sentiamo anche la prossima chiamata. Pronto? 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 Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao Giulio. Ciao Matteo, sono Manzoni, ti ricordi di me? Banchetti fatti. Intanto le condoglianze a Bossi, perché sono giustamente farle. A Bossi e a tutta la famiglia. Quando hai tempo, chiamami, perché tu giustamente hai cambiato il numero di telefono, quindi non posso più mandarti messaggi come facevo una volta, quando facevamo i banchetti insieme in Via Dante, in Cairoli o Compagnia Bella, o le manifestazioni. Basta, chiudi tutto qua. Te mi fai un uso privato del mezzo pubblico, Roberto Manzoni, sei caro, sei simpatico, c'hai tanti anni sulle... Sto scherzando, dai. Allora, se c'è un'altra telefonata la passiamo subito, pronto? Ricordo che ai tempi faceva il taxista. Sì, esatto. Adesso vive nelle Canarie. Pronto? Ah beh. Pronto, buongiorno. Pronto. Buongiorno. Pronto? Buongiorno, buongiorno anche signor Salvini, volevo fare le condoglianze, volevo dire che io mi sono allontanata, non so, può non interessare a tanti, però do il motivo del mio allontanamento dalla Lega come spunto al signor Salvini. Allora, io 7 anni fa, ero militante, ho lasciato la Lega quando la Lega si è messa a dare appoggio a quella finta pandemia che sappiamo tutti non essere stata fatta, essere stata inventata, era una semplice influenza, è stato tutto un piano elaborato per uccidere Signora, andiamo al dunque però, io le voglio tanto bene perché la conosco anche, mi permetta questa intrusione, scusi signora, ecco, andiamo al sodo. Al signor Salvini, quando vi siete appecorati a 90 gradi la miseria a partire vabbè. Dica. Concluda che poi ci salutiamo e lasciamo la parola a Matteo. Ecco, ci ha salutato da soli. Chi è che l'aveva usata quella simpatica elegante metafora lì ultimamente in pubblico? Non mi ricordo. Una famosa giornalista forse, ma comunque diciamo che vabbè, è un tema che ha diviso e dividerà.
ecco, lasciare una No, battaglia ecco, di però mi dà lo identità, di spunto, libertà. Matteo. Mi dà lo spunto. Ognuno fa quello che crede. Però per carità di Dio. sulla base, Matteo, di questa telefonata, ce ne sono altre due, mi dà lo spunto per tornare su un argomento del quale parlavamo, accennavamo prima, no? Il concetto di tradimento in politica. Tu che ne hai macinata di politica in questi anni. Guarda, io ti dico molto, molto semplicemente. No, chi sono i traditori secondo te in politica, Matteo? Perché allora noi stavamo dicendo prima, permettimi di fare un'osservazione, noi abbiamo una storia talmente lunga, no? Qui siamo cresciuti sullo stesso banco di Radio Padania, eccetera, eccetera. Tu hai fatto politica, lo ricordavo prima, hai iniziato a 19enne, 18enne, 17enne, quegli anni lì, poco prima, per cui ne abbiamo viste tante. Allora per me il concetto di tradimento in politica è un'arma stupida, spesso, è usata stupidamente, no? Per rivendicare un grado di purezza che quasi nessuno ha. Io non so come la vedi tu. E in ogni caso, in un movimento come la Lega è un'evoluzione di un periodo storico che, se tu guardi a quegli anni là, è la preistoria, il 90, il 91, prima ancora di Maastricht, prima della moneta unica, prima di tante... E c'era un modo di intendere la politica completamente diverso. Mi viene da farti un'altra domanda sulla scorta di questo ragionamento. Tu pensi che sia possibile oggi avere un leader carismatico come era Umberto Bossi? Io non ne vedo, non è più così la politica, o sbaglio? Ma guarda, l'unico tradimento che riesco a concepire è quando vieni eletto in un partito, grazie al lavoro dei militanti di quel partito, grazie a quei manifesti, a quei volantini, a quei valori, e poi cambi partito e ti tieni in posto. Ecco, lì non c'è dubbio. Quello quello non è i valori, l'identità, l'esame di coscienza, quello semplicemente è una fregatura. E in questi 30 anni ne abbiamo visti tanti, quanti ne abbiamo visti passare, però poi per il resto Bossi stesso ha insegnato nel rapporto con Berlusconi, con gli alti e bassi, ma bisogna stare al passo coi tempi. Ecco, io in 35 anni ho sempre condiviso tutte le scelte della Lega? No. E me ne sono andato quando non condividevo qualcosa? No. In un matrimonio sono sempre rose e fiori? No. In una famiglia, in un negozio, in un'azienda, fra soci, fra amici, si va sempre solo d'accordo? No, ecco, la differenza è fra chi, anche nel momento del disaccordo, non molla, non cede, non abbandona, non si arrende, e chi invece, siamo in democrazia, ognuno fa quello che vuole, come la signora, tira remi in barca e tanti saluti, ma va bene così. Al posto della signora sono entrate tante persone nuove, tanti ragazzi di 15 anni, e andiamo avanti. Però se tutti noi al primo disaccordo, piccolo o grande che sia, ci arrendessimo, non saremmo in diretta sulla radio in questo momento. Io rispondo volentieri Sì. Non rispondo, non ho da rispondere, ho da accompagnare, non è un filo diretto politico, è un momento di famiglia, mettiamola così. Ho 2 o 3 telefonate, poi se mi permetti per 10 minuti cerco di organizzare 2 o 3 situazioni e poi torno insieme a voi volentieri. Ci risentiamo intorno alle 11:15, insomma, più o meno. Va bene. Passiamo allora alle 2 telefonate in attesa, poi ti salutiamo per 10 minuti ci rivediamo. Ci risentiamo. Va bene. Allora, 2 chiamate, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Ornella da Monza. Caro Giulio, dopo 30 anni siamo qua ancora e tanto onore al Bossi, perché un politico così non l'avremo mai più. Devo solo ricordare una cosa. Salvini parlava di Berlusconi. Io mi ricordo che nel primo governo Berlusconi, nel 94, noi avevamo 170 parlamentari allora, e il grande Bossi, siccome il signor Berlusconi voleva toccare le pensioni del Nord, gli disse: se tu tocchi le pensioni del Nord io mando a casa questo governo, e così fece. Dove lo trovi un uomo così? Dimmi tu Giulio. Comunque tanto onore, un uomo così non lo avremo mai più. L'altra chiamata, commento di Matteo Salvini, che poi ci lascia 10 minuti e ritorna con noi. No, verissimo, c'ero. Momento difficile, momento difficile, perché creare un governo, uscirne e poi dopo qualche anno ricreare l'alleanza, complicato, però non è tradimento, sono scelte politiche, con una base di militanti che ha accompagnato queste scelte. Anche ai tempi ci fu chi non capì, chi uscì, chi abbandonò, però
Io ringrazio i militanti della Lega che non hanno mai mollato, perché altrimenti non saremmo a parlare di Lega, di futuro, di lavoro, di Europa, di pace, di autonomia, di flat tax, di Olimpiadi questa mattina. Allora Matteo, ci salutiamo per 10 minuti, ti richiamiamo tra 10 e arriviamo al mezzogiorno, più o meno, insomma, grosso modo, sempre insieme ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. A tra poco, grazie. Intanto però le telefonate le continuiamo ad ascoltare, 02 92 94 7222, e scrive un ascoltatore via WhatsApp 340 6709 659. Se posso intromettermi nella discussione sui famosi anni 92-94 con la discesa in campo di Berlusconi, penso che se non ci fosse stata l'inchiesta su Patelli, l'autista di Bossi, vi ricordate che fu definito quel pirla di Patelli dallo stesso Bossi, Forza Italia con tutta la sua potenza mediatica non avrebbe poi preso tutti quei voti. Ma io sono convinto che, diciamo, in una stabilizzazione di regime Forza Italia era molto più utile dell'animale un po', come dire, grezzo, ingovernabile, rischioso che era la Lega nel 92-93. Questi qua a Milano arrivavano a superare il 50%, quindi se fossi stato in un regime avrei detto bisogna in qualche modo controllarli, questi qui, perché mi crescono troppo, sono troppo poco governabili, sono troppo liberi, anarchici, rozzi, questi qua sfasciano veramente. E quando a Milano e provincia più della metà della popolazione sta votando quelli lì, diventano un pericolo. Per cui in un'ottica di stabilizzazione, nel caso Forza Italia si è chiamato, non Padania, non Nord, non tutte quelle parole d'ordine che stavano pericolosamente aggregando una notevolissima massa di elettori. Sto cercando di giudicare da un punto di vista strutturale, faccio il politologo di serie Z da 4 soldi, ma la vedo così. Quindi nell'ottica di regime, quello lì era un pericolo e fu, diciamo così, affrontato il pericolo nell'anno cruciale 93-94. Dopo tu devi fare i conti, perché è sceso in campo un big Berlusconi con tutta la sua potenza mediatica, eccetera, eccetera, ti porta via la metà e oltre dei voti e te ci devi fare i conti. Non c'è altro da fare che prendere atto della realtà. E poi quello è il tornante, secondo me, fondamentale. Comunque non so come la pensiate voi, quello che penso io non ha alcun valore. 02 92 94 7222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, Padania Libera. Urca, che bella voce che mi ricorda tanti anni fa. Ecco. Come stai? Insomma, sto che adesso ho 90 anni e sono un po'... La testa non sempre funziona. No, mi sembra di sì, però fammi dire da 2 o 3 sillabe che ho già percepito, mi pare di sì. Comunque sia, voglio dire una cosa. È morto Bossi, mi rincresce e ha fatto... E io ho aderito in un modo tutto mio alla Lega. Ero in quel famoso prato dove Bossi ha detto quel discorso di prima e via, che poi alla sera a Venezia ha rovinato e via. Io dico che la Lega Nord è stata una cosa meravigliosa. Io andavo con quello che adesso è il presidente della Lombardia, come si chiama? Fontana, Attilio. Con Fontana, con la camicia verde, perché Fontana era una camicia verde ed è ancora camicia verde, e a tutte le cose ho aderito, alla banca, tutto quanto. Tu, se non sbaglio, hai fatto la maestra nella tua vita, no? Erro alla Padania Libera. Mi sbaglio o tu hai fatto la maestra come professione nella vita? Sì. E io ero la maestra e della scuola e tante cose ed ero alla scuola di quel paese che ha fatto aprire Bossi e via, quando ha chiamato Giorgetti, che era un giovane, lui non voleva, ma il suo papà lo spingeva ad aderire a Bossi e via.
Io sono stata una leghista convinta. Allora, La Lega di adesso non mi convince mega tanto. Sarà perché sono cambiate le cose, però hanno tradito tutti, ecco, anche i leghisti. adesso questa La parola Lega. qui torna tutta in vari interventi. Senti, intanto ti ringrazio davvero per il tuo intervento, anche perché veramente mi ricordo questa voce dal 1997, quindi ti mando un grandissimo abbraccio. Che hai aiutato tanto la Lega, con quell'altra ragazza che c'era prima, come si chiamava, in radio. Chi era, la Rosanna? Ecco, la Rosanna. Ascolta, ti ringrazio, non è per essere scortese, ma devo passare alla prossima telefonata. Intanto ti mando un grande abbraccio. Bene, Giulio, e vorrei che tornasse la Lega. Ma tutti hanno un po' di rimpianto della gioventù, diciamo, degli anni epici, però... No, perché noi la Lega a quel modo, la Lega della gente, invece adesso la Lega del nostra, sì. Noi siamo abbandonati. Beh, no, dai, non è proprio così. Allora, sono epoche diverse, sono storie diverse, lo dicevamo prima, però il concetto di tradimento a me non piace perché è un concetto moralistico. Allora, bisogna prendere atto, secondo me, della realtà, te lo dico con tutto l'affetto e la simpatia. Un'analisi realistica, un concetto come ambiguo, moralistico come il tradimento, non credo che lo possa usare con profitto, no? Però è una mia opinione. Intanto 02 92 94 7222, l'ottimo Simone tra poco richiamerà Matteo Salvini, ma comunque diciamo tra 5 minuti, così siamo tranquilli. E intanto però dite la vostra e i vostri ricordi, giudizi, eccetera, eccetera. Questo è un flusso di coscienza politico, storico, sociologico, antropologico in diretta per tutta la giornata, per larga parte della giornata. Vediamo chi è in attesa, in linea. Pronto? Pronto Giulio, sono Angelo da Bruverio. Caro Angelo, buongiorno. Siamo diventati anziani assieme. Ciumbia. Purtroppo. Però la disamina che ha fatto 92-93 sono pienamente d'accordo. Cioè quella che ho detto io. Allora, prima che la mia idea, dicevi tu. Arrivasse Forza Italia. Allora, io mi ricordo, seguivo la politica, i sondaggi della Lega, parliamo solo del nord, viaggiavano 18-20%. Chissà come mai. No, aspetta, nel 93 48% in provincia di Milano. Bravo, me lo ricordo. Tanto per dire, come mai entrò Forza Italia? Entrò Forza Italia per fermare la Lega. Bisognerebbe fare veramente un'inchiesta storica di quel periodo, chi entrò per fermare la Lega. Comunque, onore a Bossi, perché io, guardi, mi ricordo benissimo tutti i vari comizi, i vari convegni che sono stati fatti. Era un grande che allora, posso dirlo francamente anche oggi, un uomo che faceva 3-4 comizi al giorno per aprire gli occhi a noi cittadini del nord, ma quelli del nord, ragazzi, un velo pietoso. La ringrazio tantissimo. Galla crapa dura. Giulio, allora, buona giornata. Grazie, buona giornata. Buona giornata a lei. C'era comunque un rapporto fisico, diciamo, con le masse, con il popolo, con l'uditorio, che era una roba bestiale, cioè tu scendevi dal palco ed era la stessa cosa di prima quasi, no? Continuavi a parlare, c'era in mezzo al prato, c'era la gente. Era una roba che, insomma, colpiva oggettivamente. Intanto c'è un'altra chiamata, anzi due. Pronto? Sì, pronto, ciao, sono Fabrizio di Sabbio Scusa Chiesa. Fabrizio, ricordo intanto il numero, che vuole intervenire magari anche voci nuove, 02 92 94 7222. Fabrizio caro, prego. Ecco, allora io in quegli anni lì, negli anni 80, 84, 85, ero un delegato sindacale della CGIL, perciò immaginati che formazione politica venivi dalla sinistra. Del resto... Poi è cominciato ad arrivare il giornalino Autonomia Lombarda, Autonomia, sì. Se non me lo ricordo bene, che ce l'ho ancora via, e lì per me è stata una folgorazione. Quando ho cominciato a scrivere e parlare dei diritti delle persone del nord, di chi lavorava dalla mattina alla sera, che il nord aveva bisogno di mantenere i suoi soldi, di fare le proprie infrastrutture, così, cioè a me ha folgorato. Io sinceramente da allora la Lega l'ho sempre votata, sia che sia stato d'accordo o no, era stata una grande idea. Io lo ringrazierò sempre, Bossi. Io l'ho visto qui
in Valle Sabbia un comizio del 94 e gente, dovevate vedere che festa. Era incredibile l'emozione e la partecipazione che c'era in quel periodo lì, ci abbiamo creduto in tanti. Io mi ricordo le elezioni qui in Valle Sabbia, la Lega era al 51%, c'erano paesi dove arrivava al 70%, qui la gente per un po' ci ha creduto. Dopo purtroppo l'evoluzione non è stata quella che abbiamo voluto noi, tante cose si sono messe di mezzo, penso che anche Bossi si sia un po' adattato a quello che era il percorso politico italiano e poi fondamentalmente la gente del nord ha smesso di crederci per vari motivi e la gente, tutto il resto d'Italia ci odiava. Avevano capito benissimo che se ci lasciavano l'autonomia una parte del paese forse per un po' si sarebbe impoverita e questo è stato poi il motore che ha bloccato la Lega. Insomma, faceva paura la situazione. Per me è stato forse il personaggio politico più innovativo del dopoguerra, perché pensateci, gli altri erano tutti o socialisti o comunisti o democristiani, gente di spessore, ma lui ha rivoluzionato l'Italia. Dopo è arrivato Berlusconi e Berlusconi con le sue televisioni, con la sua pubblicità ha portato la gente su uno sviluppo più moderato, ma però per me insomma Bossi è stato un grande, gli vorrò sempre bene anche nel ricordo. Vi saluto. Bene, grazie a te Fabrizio. C'è un'altra telefonata. Pronto? Sì. Pronto, buongiorno. Sono io? Prego, buongiorno. Buongiorno. Io telefono da Milano e ho la tessera della Lega con la firma di Bossi sopra di tanti anni fa. Mi è piaciuta molto, condivido totalmente la tua affermazione di qualche minuto fa, cioè Berlusconi da Craxi e altre è stato Forza Italia è stata creata solo per impedire alla Lega di raggiungere il 50%. Ricordo che la Lega stava travolgendo tutti e avremmo avuto una nuova nazione probabilmente, addirittura la realizzazione di un sogno, per usare una parola enfatica, no? Sì. Chi ha impedito questo è stato Berlusconi, è stato così, eccetera. Quindi mi dispiace per la morte di Bossi e anche di quella di Berlusconi, però ricordiamoci sempre che chi ci ha rovinato è stato lui. Io non dico rovinato, io dico esigenze di governo di un fenomeno ingovernabile, mettiamola così. Sì, ma no, uso parole un po' più neutre, ma il concetto è quello lì, in soldoni. Comunque grazie per il tuo intervento, ti do del tu e passiamo a un'altra telefonata. Tra poco però ci ricolleghiamo con Matteo Salvini, tra pochissimo, 1 minuto o 2. Posso parlare? Prego signora, buongiorno. Buongiorno, senti, io sono della Lega della prima ora di Mozzo, Bergamo. Sì. Ho conosciuto Bossi quando veniva al Borghetto a parlare di federalismo. Sono sempre rimasto della Lega e spero sempre nel federalismo e nell'autonomia. Vi ringrazio. Grazie. Ciao e condoglianze per Bossi. Grazie anche a te della radio. Grazie a lei. Allora, mi farà segno Simone quando avremo di nuovo, così ve lo dico, in collegamento Matteo Salvini. Intanto 0292 94 7222 per la diretta. Per i messaggi via WhatsApp sto rispondendo ad alcuni anche personalmente in questo momento senza renderli pubblici, non ce n'è bisogno. Comunque 340 6709 659. Se ci sono chiamate le passiamo, se no tiriamo un attimo il fiato e poi potete intervenire come volete allo 02 92 94 7222. A tra poco, pochissimo.
Allora, ritorniamo in diretta 02 92 94 7222 per i vostri interventi, liberi naturalmente, come sempre, quando si aprono i telefoni. Pronto? Chi è in attesa? Buongiorno. Prego, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Ah sì, buongiorno. Allora, senta, io sono d'accordo con l'ultimo intervento, ha proprio capito tutto, che chi ha bloccato la Lega è stato proprio Berlusconi. Ecco perché io non mi sento di ringraziarlo, di enfatizzarlo, proprio per niente, perché la Lega allora faceva paura a tutta l'Italia, comunque tutta l'Italia da una certa parte, e non c'era nessuno che era in grado di fermarlo, nei socialisti, nei democristiani eccetera, solo una persona che avesse tanti soldi da poter spendere, una pubblicità pazzesca eccetera eccetera, e quindi è stato il Berlusconi che ci ha praticamente bloccati. Poi lui ovviamente Bossi ha dovuto fare questa alleanza sperando che fosse sincero, poi invece mi ricordo benissimo dopo 2 mesi, perché lui voleva l'autonomia, il federalismo, l'altro l'ha negato, come sta portando avanti adesso il Tajani, perché il Tajani è nello stesso solco di Berlusconi, sta bloccando l'autonomia, lo vediamo con il suo governatore della Calabria che è contro eccetera, e fa di tutto per bloccarci. Va bene. Allora, direi che questo capitolo lo abbiamo analizzato ed esaurito e possiamo passare oltre rispetto a questo punto, no? Intanto 02 92 94 7222 per chi volesse intervenire. Do uno sguardo c'è una telefonata, sì, 2, quindi le passiamo al volo, non do uno sguardo da nessuna parte, ma ascolto le vostre chiamate. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno signor Giulio, io sono una nuova, non ho mai chiamato, ma non perché non sia della Lega, perché sono dalla Lega più o meno da 20 anni, se non qualcosina in più. Solo che lavorando in Svizzera per me è difficile chiamare, no? Sì. Quindi magari qualche messaggio. Allora, volevo comunque, vabbè, al di là del ricordo su il senatore Bossi, però adesso io mi rendo conto che comunque è stato veramente una meteora, una persona speciale. Adesso però i tempi sono cambiati e io vorrei, adesso non so se è in collegamento Matteo Salvini, però magari se lei riesce a girare questa mia mi dica. non lo so, appello, diciamo, di concentrarsi molto sull'elezione del sindaco di Milano e sul governatore della regione Lombardia. A me piacerebbe tanto avere un sindaco di Milano che sia leghista. E potrei fare un nome che, vabbè, Gusmeroli, anche se è già sindaco di Arona, però un personaggio del genere. Sì, capito. Non personaggi improbabili e mai sentiti. Va bene. Grazie signora, abbiamo capito, dobbiamo essere rapidi. Non ho capito se però c'è un'altra telefonata. Sì, la passiamo subito allora. Pronto? Buongiorno. Sono io? Buongiorno, prego. È in onda. Sì, ciao Giulio. L'unica cosa che volevo ricordare per commemorare questa tristissima evenienza è il fatto che l'unico che andò a trovare Milosevic prima dello sciagurato attacco che abbiamo fatto al Jugoslavia e al bombardamento di Belgrado era stato proprio Bossi, preceduto forse da Bertinotti. Questo è stato un episodio che va ricordato assolutamente perché è stato di un eccezionale interesse importante. Sì, grazie anche per questo ricordo. In effetti la guerra alla Serbia fu un altro capitolo importante della storia. Però mi dice Simone dalla regia che, come annunciato prima, abbiamo di nuovo con noi Matteo Salvini, che risaluto e ringrazio. Buongiorno di nuovo Matteo. Eccomi, Eccoci qua. C'ero alla manifestazione a Milano contro il bombardamento della Serbia, contro l'aggressione della NATO alla Serbia, anche lì scelta giusta ma non semplice ai tempi, perché ci costò politicamente, elettoralmente
attacchi, abbandoni, critiche, tutto quanto, però se uno è convinto di essere dalla parte giusta deve tirare dritto, come stiamo facendo noi adesso a livello internazionale, in quella che viene definita l'onda sovranista, la Le Pen, Orban, Wilders, Ventura, Pascal, e sono gli unici in grado di reggere all'urto della follia che spesso i burocrati e i banchieri di Bruxelles cercano di imporre e di disporre. Comunque è la giornata di Umberto, quella sicuramente fu una scelta sofferta, lungimirante, visto che oggi i cristiani in Serbia, in quell'area, e in Kosovo rischiano di essere minoranza. E tra l'altro per lungo tempo, ma credo ancora oggi, alcune situazioni critiche sono tenute a bada dall'esercito italiano, no? Penso al monastero di Deciani e altri, che ancora oggi sono sotto la tutela delle forze armate italiane, se no se la passerebbero malissimo. Un'ascoltatrice poco fa invece riportava il focus, abbiamo parlato prima del 93 di Formentini, sul prossimo sindaco di Milano, che diceva chiedi a Matteo che stavolta vorremmo avere un profilo di quelli giusti per il sindaco di Milano. Ha ragione, ci stiamo lavorando, stiamo incontrando e ci sono fortunatamente, è vero che manca più di un anno, però ci sono diverse persone di valore disposte a mettersi in gioco e a fare gioco di squadra, quindi vedremo di arrivarci bene e per tempo, a differenza dell'ultima volta. Ecco, una cosa curiosa che volevo chiederti, Matteo, intanto però ci sono le telefonate che arrivano e te le passo naturalmente una dopo l'altra, ma anche dal punto di vista giornalistico, qual è il tuo ricordo del modo in cui veniva raccontata la Lega di quegli anni là rispetto ad oggi? Ma cambia poco, Eravamo brutti, razzisti, ignoranti e cattivi allora. Fai una rassegna stampa a caso oggi o accendi una trasmissione a caso TV oggi, che so, sulla 7 o su altre reti, e siamo brutti, cattivi, ignoranti, razzisti, fascisti anche oggi. Quindi vai a cercarti gli attacchi a Bossi degli anni 90, togli la data, lascia il Corriere, la Repubblica, la Stampa, e cercati un articolo qualunque sulla Lega di questa settimana e trovami la differenza. Allora, c'è una telefonata, poi un'altra, 02 92 94 7222, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Battista da Genova. Buongiorno. Ciao. Battista. Tanto volevo salutare tantissimo Matteo Salvini e innanzitutto comunque ancora condoglianze per il grande Bossi, che è stato veramente un grande. Mi ricordo di Matteo che la prima telefonata che ho fatto alla Lega ho parlato proprio con lui ed è stato un momento molto importante perché mi sono avvicinato moltissimo in quell'occasione alla Lega. Volevo dire una cosa, Matteo. Matteo, anziché lavorare a volte di fioretto, ogni tanto dai qualche sciabolata, perché tanti se la meritano anche nella coalizione. Cioè, noi siamo sempre molto educati, molto ragionevoli, no? Però ogni tanto alzare un po' la voce alla Bossi non guasta per far capire le nostre ragioni, perché la Lega ne ha tante ragioni e tutto è un partito di persone oneste soprattutto, cosa che non si vede tanto in giro. Comunque ancora tanti auguri, buon proseguimento e un'altra attenzione, cerchiamo di tirarci fuori da troppe guerre che si stanno girando per il mondo, che ci mettono in pericolo. Io vi ringrazio tantissimo e vi ascolto. Grazie. Matteo. Ringrazio Battista, ma più che le mie parole mi interessano quelle della famiglia, della Lega che Bossi ha cresciuto e che ha salutato ieri, ma è un arrivederci, non è una cesura, quindi lascerei la voce a chi è dall'altra parte della radio in giro per l'Italia o anche in giro per il mondo, visto che ormai col satellite Radio Libertà la possono ascoltare ovunque. Allora 02 92 94 7222, se tu dovessi fare, Matteo, un distillato del distillato della somma della sintesi dell'eredità politica di Umberto Bossi, cosa caveresti fuori? A modello tweet. Coraggio e libertà. Se devo scegliere coraggio, perché scelte la Lega è quella delle scelte coraggiose, molte anche in solitaria, anche in questi ultimi anni, affrontando processi, affrontando problemi, e libertà perché abbiamo la fortuna
di non dipendere da nessuno, e quindi quello che facciamo lo facciamo per la nostra gente e con la nostra testa. Non abbiamo potentati, lobby, realtà finanziarie a cui rispondere. I nostri azionisti sono i cittadini, gli elettori, ma anche i non elettori, perché quando tagliamo un po' di costi del gasolio e della benzina non è che lo facciamo per quelli della Lega, lo facciamo per i lavoratori di questo paese. Allora, intanto giro anche qualche messaggio. Giovanni, ho ascoltato il discorso di Bossi di poco fa, ne ascolteremo anche altri nel corso della giornata, e ne colgo ancora l'attualità e la forza, scrive il nostro ascoltatore. Ce ne sono tanti anche fotografici. Anna Rita dalle Marche, condoglianze alla famiglia del senatore Bossi e alla Lega, ringrazio questo partito perché mi ha fatto capire e apprezzare la politica per come ce l'ha presentata. Ecco, questa funzione secondo te, Matteo, come dire, di interpretazione, ma anche di far partecipare la gente comune alla politica, quanto è importante ancora oggi, con metodi e magari modalità differenti? Per noi era un piacere, ma anche un obbligo, perché non avendo i mezzi degli altri, sia a destra che a sinistra, televisioni, giornali, sindacati, soldi e tutto quanto, o vai in mezzo alle persone. Io stamattina avrei dovuto essere fra i banchetti del mercato a Mestre, e poi in piazza a Rovigo, e poi in serata a Padova. È bello perché a me piace, però è anche un dovere. Allora, abbiamo una telefonata e poi degli altri messaggi che ti giro. Matteo, intanto sentiamo la telefonata. Pronto? Tocca a me? Prego, buongiorno. Grazie, salve. Visto che avete toccato per quanto riguarda la guerra in ex Jugoslavia, chi era il ministro della difesa che fece bombardare la ex Jugoslavia creando dei 3 paesi islamici? Quello di adesso, il nostro ministro Mattarella. E poi degli interni di allora era D'Alema, eravamo ad Aviano, noi figuriamoci. Premier. E Scalfaro era praticamente il Mattarella di adesso. Ecco, era lui presidente italiano. Ecco, giusto per la cronaca. Guarda caso Mattarella era il ministro della difesa che ha bombardato la ex Jugoslavia. Purtroppo era lui. Prego. Il presidente del Consiglio era D'Alema, però, no? E non passò dal Parlamento. Che se ne dica. Comunque, prego Matteo. E alla manifestazione ad Aviano c'ero anch'io. Ecco, mi piacerebbe che gli ascoltatori ricordassero io c'ero, una qualche Pontida, Venezia, il Monviso, Modena, Verona, Milano, Camogli. Insomma, ne abbiamo fatte tante e altre ne faremo. Ne abbiamo fatte tante, storiche, bellissime, indimenticabili. Io ho ancora le mie 4 o 5 camicie verdi ben conservate in casa qua a Milano, e altre ne faremo sicuramente. Alberto da Colnago via WhatsApp: il più grande merito di Bossi è stato quello di aver risvegliato l'interesse del popolo del Nord verso la politica, che prima di lui era prossimo allo zero. La più grande disgrazia subita da tutti coloro che l'hanno ritenuto una speranza per migliorare lo status quo è stato quel maledetto ictus che ne ha limitato l'impeto salvifico per tutti noi. Sappiamo che la sua dipartita sarebbe sopravvenuta, ma una cosa è esserne consapevoli, un'altra è essere preparati ad essa. E ci sono altre 2 telefonate. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, prego. Pronto? Buongiorno, prego. Sì, buongiorno Cainarca. Saluto Matteo. No, voglio dire che Bossi ha fondato la Lega, l'ha radicata, però tu adesso la stai portando dappertutto, Salvini. Questo è il messaggio che ti stai portando avanti. Poi un'altra cosa, tu stai insegnando proprio in questi anni, in questo tuo lavoro, il valore della democrazia. I cittadini votano e poi si va a governare, si realizza un programma. Guarda che il casino lo fanno all'opposizione perché vogliono il potere per il potere, si sono dimenticati del mondo del lavoro per anni e noi stiamo lavorando per migliorare e cambiare questo paese. Nicolò è inconfondibile, la voce di Nicolò da Padova. Peraltro c'è un'altra telefonata, poi ti lascio subito la parola a Matteo Salvini. Pronto? Pronto?
Pronto, Giulio, buongiorno. sono la Giudy della provincia di Brescia. Buongiorno. Riguardo a Bossi, avevo organizzato come Collegio 30 la festa della Lega a Erbusco e come al solito le varie firme e cose di questo genere, e poi si rivolge a me. Era stato il momento che c'era stata l'alleanza con Berlusconi e mi chiede e mi dice: tu cosa ne pensi? Ho detto: io dico solo una cosa, io sono una militante, lei è il capo, se ha scelto questo, io in qualità di militante eseguo quello che mi dice il capo, anche se non condivido, al che, siccome io e Bossi avevamo un feeling che quando qualcosa non gli dicevo quello che pensavo, niente, pugni in testa, non forti chiaramente, però come veniva: c'hai una testa dura, che cosa c'hai dentro in quella testa lì? Sei Gioia, sì. Però tu non puoi, cioè lei segretario non può impedirmi, se mi fa una domanda, che io risponda con sinceramente. E da lì poi ho seguito l'Orchestra Sinfonica della Padania, con il senatore Tirelli abbiamo fatto i Giochi della Gioventù, e comunque io sono stati circa 10 anni di segreteria che l'ho seguito, e stamattina a casa mia sventolano 3 fazzoletti, uno firmato da Bossi dedicato a mio marito e l'altro dedicato a me, a Giuditta, e niente, e c'era anche la firma di Maroni. Comunque ho tutti i miei fazzoletti attaccati fuori in giardino. Ragazzi, un abbraccio, un bacione a Bossi. Grazie Giuseppe. Matteo. Ma dicono più queste parole di 18 analisi giornalistiche su cos'è la Lega, come è nata dal niente e come sta andando avanti, con poco e niente, però con persone come quelle che stiamo ascoltando. Allora, 02 92 94 7222, tu puoi stare ancora con noi per un quarto d'ora, credo, giusto? Ancora fino a mezzogiorno. Guarda, io mi sono totalmente liberato. Bene. L'agenda, anche oltre che fisica, di oggi, di domani e di domenica, e in attesa di capire, di organizzare, ovviamente, di accompagnare, di salutare, quindi stiamo... Allora, in questi minuti si sta decidendo tutto. Ti giro un audiomessaggio che è arrivato via WhatsApp, lo sentiamo insieme, sentiamo un po'. Ciao Giulio, di a Matteo di non andare più dalla Gruber, che tenta sempre di fargli fare brutta figura. Ciao. Questo è Pietro che ti dà questo consiglio, Matteo. D'altronde però dobbiamo anche andare a giocare in trasferta ogni tanto. E tu ti ricordi quando Bossi andava da Gad Lerner? Certo, sì. Era un rodeo, però se uno è convinto delle sue idee va da Lerner, va dalla Gruber e va dovunque ritenga di andare. Però Lerner ha detto gli volevo bene. Almeno questo, perché ti dirò che ho visto fra ieri sera e stamattina nei tempi liberi, ad esempio in aereo, dei commenti indegni, volgari, gente che festeggia, finalmente, adesso tocca a te. Ma neanche veramente si è perso il confine fra il dibattito, la divergenza politica e l'umanità. Ma questo è il mondo social che non c'era all'epoca, no? Ma per fortuna che non c'era all'epoca, per fortuna. Però ripeto, poi c'è anche tanta gente normale, c'è tanta gente non della Lega che però porta parole di rispetto, di lealtà, di onore. Invece ci sono degli imbecilli che neanche di fronte alla morte riescono a tapparsi le labbra. Ecco, il valore del silenzio. Allora. Si dovrebbe riscoprire il valore del silenzio. Detto in una radio è complesso da sviluppare, però il valore del silenzio, l'enorme valore del silenzio. Raffaella ci scrive via WhatsApp: io c'ero a tutti i raduni di Pontida, ho comprato il pezzo del terreno, Bossi mi ha fatto appassionare alla politica quando avevo 20 anni, ora ne ho 54. Condoglianze alla famiglia. Altre telefonate in attesa delle telefonate 02 92 94 7222, sono altri messaggi che ti giro. All'epoca dell'entrata in campo di Berlusconi, scrive Luciana da Luggiò, a me era stata proposta la tessera di Forza Italia gratis. Chissà quanti hanno
accettato. I funerali domenica a Pontida, ci manda un lancio di ADN Cronos Sandro da Cologno. A quanto apprende l'ADN Cronos, la famiglia, volendo condividere l'ultimo passaggio con il popolo della Padania, la grande famiglia della Lega, ha deciso che i funerali di Umberto Bossi si terranno a Pontida domenica 22 marzo alle 14 nell'abbazia del monastero di San Giacomo. In queste ore la famiglia chiede riservatezza. Questo è un lancio di agenzia ADN Cronos che apprendo insieme a te in questo momento, Matteo. Io mi fermo alla riservatezza e lavoriamo per accompagnare e celebrare degnamente Umberto. Posso dire solo questo. Ecco, Matteo, qual è il commento che ti ha colpito di più in queste ore? Se ce n'è uno, se ce ne sono anche due, se ce n'è più di uno. No, i ricordi, ma l'ultimo messaggio che hai letto di quella ragazza che ha conosciuto la Lega a 20 anni e che è cresciuta perché adesso è in Lega a 54 anni. È la mia storia, è di tanti degli anni 70 che probabilmente nella vita avrebbero fatto altro se non fossero stati fulminati sulla via della Lega, del federalismo, dell'identità, della bellezza, del territorio, dei dialetti di Bossi, perché lei aveva 20 anni, io ne avevo 17, lei ne ha 54, io ne ho 53, e quindi è un matrimonio che dura da 36 anni, e non sono tanti matrimoni che vanno avanti per 36 anni, però quello che mi sta colpendo è l'affetto di tanta gente, anche di giovani, che per motivi anagrafici, è chiaro che se uno oggi ha 15 o 17 anni non ha vissuto il Bossi di quei tempi, però c'è enorme curiosità, attenzione e rispetto. Il rispetto e l'amicizia. Ecco, è cambiato il modo di fare politica, secondo te, rispetto agli esordi, agli inizi della Lega di cui stiamo parlando inevitabilmente in questa giornata? Sono strumenti diversi. All'epoca c'erano i giornalini, perché non c'erano i telefonini, non c'erano i social, c'era nulla, e quindi c'erano i telefonini, i volantini, i manifesti e i muri. Adesso ci sono ancora per la Lega i volantini, i giornalini, i manifesti. In questi giorni, girando per l'Italia, ho visto per il sì al referendum tantissimi manifesti della Lega, spesso quasi solo i manifesti della Lega, e poi certo adesso ci sono i social, ci sono le tecnologie, però diciamo che non ci amavano i grandi mezzi di informazione allora e continuano a non amarci oggi. Penso che il 90% della stampa presa a caso, tranne 3 o 4 rare eccezioni, sulla Lega abbia solo commenti negativi e pregiudiziali, a prescindere da quello che facciamo e da quello che diciamo, ed è la stessa cosa che accadeva a Bossi ai tempi. Quindi questo sicuramente non è cambiato, ma questo non ci spaventava allora e non ci spaventa neanche oggi. Una telefonata allo 02 92 94 7222. Abbiamo ancora un quarto d'ora circa insieme a Matteo Salvini. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io, buongiorno. Prego. Buongiorno Giulio, buongiorno Matteo. Allora, intanto un caro saluto affettuoso a Umberto Bossi, perché è stato un uomo che veramente ha fatto tantissimo per la politica italiana, per chi ha voluto capire. E per quanto riguarda invece la radio, io... Pronto, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Dicevo, per quanto riguarda la radio, io diciamo che ho fatto un periodo della mia vita dove ero un po' disilluso, non riuscivo a capire un po' che cosa poteva rappresentarmi. Dal 2007, siccome sono in giro per lavoro, ho iniziato ad ascoltare ai tempi Radio Padania e ho avuto un'illuminazione. Mi ho detto, ma io è questo mondo che vorrei nel mio paese, nel mio stato, perché ritenevo che era la normalità, cioè il bello della Lega, che da sempre rappresenta un sistema di governo di paese che è la normalità, cioè è quello che dovrebbe essere un sano populismo, che significa volere il bene della propria nazione, e mi sembra assurdo che anche in questo governo, che io appoggio tramite la Lega, che la Lega dovrebbe avere l'inverso rispetto a Fratelli d'Italia, cioè una percentuale così per la Lega, che è fatta prevalentemente da ex elettori della Lega, dovrebbe capire che se ci fosse un governo come quello di oggi, ma con questa inversione di tendenza di voto, si riuscirebbe a fare molte cose in più per il bene del paese e anche per il bene di tutto il paese, non solo per il nord. Bene. Questa è una cosa che
che non riesco a capire. Poi saluto Matteo, che è stato anche al mio paese, Spino d'Adda, e una foto con mio padre, con mio padre comunista, incredibile. Grazie mille, un saluto. Mio nonno. Allora, abbiamo ancora una chiamata in attesa, la passiamo subito, 02 92 94 7222, con noi Matteo Salvini. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Sì. Sì, un po' ovattato, però la sentiamo. Io sono un coetaneo di Umberto, io ho la sua età, uguale, e lo ricordo quando è arrivato sul Po col motoscafo, e quella occasione lì siamo incontrati ma tanto tempo fa. E a Ponte di Legno, quando lui andava a Ponte di Legno con la sua canotta. È stato un grande, è stato una forza della natura, perché fare quel che ha fatto ci vuole solo un temperamento speciale. Viva lui, purtroppo è capitato Bene, purtroppo devo chiederle se ha la possibilità di rendere meno ovattata, non so se sta chiamando col viva voce, se mette la cornetta vicino alla bocca la sentiamo meglio, però, glielo dico per praticità. Ma perché io c'ho il telefono in cosco. Facciamo un po' fatica a sentirla, devo dire, però abbiamo colto l'essenziale, presumo, Matteo, no? Io no. Ecco. Però, era un ricordo di un coetaneo di Umberto Bossi. Lo abbraccio, però se sentivi male tu, sentivo peggio io. Ecco, abbiamo faticato a sentire, però la sostanza era, mi ricordo, la canottiera di Ponte di Legno e Pontina. Anche quella è diventata una sorta di icona, come tu ben sai. Ma anche quella è comunicazione, sai, quando non avevamo mezzi per far parlare di noi e delle nostre idee, Bossi usava la canottiera, il sigaro, qualche gesto che qualcuno definiva gestaccio, qualche parola tuonante, perché dietro a quello arrivavano le idee, altrimenti la censura era totale. Allora, ciao Umberto, scrive Gianluca via WhatsApp 340 6709 659. Hai compiuto il tuo percorso senza mollare mai. Hai diffuso nel nostro paese un'idea diversa e alternativa alla visione di Stato unitario. Viva le differenze di tutto lo stivale. Anche questo è un aspetto portante e importante nella storia della Lega. Viva le differenze, le autonomie, le identità, i territori, i colori, che non vuol dire che qualcuno è meglio di un altro, Non vuol dire che il lombardo è meglio del ligure o il calabrese è meglio del siciliano. Però siamo il paese dei campanili della cultura, dell'arte, del Rinascimento, delle tradizioni, dei dialetti, delle lingue, delle bandiere. E quindi un'Europa che invece vuole appiattire tutto, il pensiero unico, il consumatore unico, la lingua unica. Ecco, la grande battaglia della Lega è stata e continua a essere quella difesa delle identità, del modo di essere nel rispetto dei vicini di casa. Saluto Gian che ci manda una fotografia, saluto anche Umberto che ci ha mandato il messaggio precedente, e abbiamo in attesa 2 telefonate allo 02 92 94 7222. Pronto? Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Allora, grande dispiacere per la dipartita del senatore, del grande Umberto. Un saluto a Giulio e un saluto a Matteo. Volevo dire, io ho cominciato a interessarmi di politica quando ero militare, era dell'85, diciamo nel 1985, che non c'era ancora la Lega Nord, però c'era la Lega Veneta e la Lega Lombarda. E quella volta ho cominciato a interessarmi di politica, e dopo sono sempre stato leghista, fino adesso che ho 60 anni. E ho partecipato a molte manifestazioni a Udine, la Fiaccolata con Bossi a fianco, ho partecipato a Roma, a Verona, a Milano, un po' dappertutto, ho un grandissimo dispiacere, comunque sempre Forza Lega, e i commenti che ho letto sui social mi fanno veramente vergognare di quei sinistroidi italiani che proprio sono sinistroidi grillini, sono i peggiori, commenti veramente vergognosi che neanche davanti alla morte quella gente lì, sono degli odiatori seriali.
Vi saluto, sempre grande Lega, avanti tutta e non molliamo, cerchiamo di prenderci l'autonomia. Saluto a tutti. Grazie. E condoglianze alla famiglia di Grazie, ti lascio subito la parola Matteo e poi sentiamo un'altra telefonata in attesa. No, mandi, dal militare ad oggi ininterrottamente con quegli ideali nel cuore. Anch'io taccio per buona educazione sui commenti di quelli che esultano. C'è gente che ci sono cosiddetti influencer, non so se ce li hai presenti, Giulio, poi sono influencer per se stessi e il loro paio di scarpe probabilmente, che però hanno postato video di gioia, cioè di gioia, come accadde per Berlusconi, come accadde per Charlie Kirk. Come fai a festeggiare la morte di un essere umano? Poi magari nel post dopo hai la bandiera della pace, della fratellanza, dell'amore universale, contro le violenze, contro il razzismo, e contro e festeggi. Io ho letto commenti veramente truci, uno di meno, sempre troppo tardi, adesso tocca a voi, cioè robe che neanche i bambini dell'asilo più maleducati possano inventare. Però guardiamo oltre, dai, oltre. Bossi è 8 spanne sopra certa gentucola, che purtroppo scrive anche sui giornali, perché commenti sgradevoli ci sono anche, ahimè, sui giornali in edicola, scritti da gente che viene pagata per scrivere quelle robe. Però ripeto, è la differenza di sciascia tra uomini ominicchi e qua. Allora, abbiamo un'altra telefonata allo 02 92 94 7222, abbiamo 5 minuti ancora, poi prosegue la diretta naturalmente dopo le 12 con Sammy Varini. Intanto, pronto? Buongiorno, chi è là? Buongiorno, Claudio da Brescia. Salve Claudio. Io credo che Bossi, lo dico molto serenamente, meriterebbe i funerali di Stato, perché se c'è uno che ha creduto nella nazione è stato lui. La prova stessa dell'esistenza della Lega è quanto credeva nella nazione, per cui questo meriterebbe. Dopodiché di tutto il resto se ne può parlare, si può parlare dei 6 milioni di voti del Parlamento padano, dei 180 parlamentari che ha portato a Roma, si può parlare di tutto, però sicuramente di quello che era il suo credo ritengo che sia indiscutibile, e quindi ribadisco, i funerali di Stato sarebbero il minimo del riconoscimento che merita. Grazie e buona giornata a tutti. Allora, Matteo, al volo. Condivido il fatto che Umberto abbia segnato in positivo la storia di questo paese, che altrimenti avrebbe potuto percorrere altre vie ben più drammatiche. Poi però quelle scelte, ripeto, lasciamole alla famiglia, lasciamole alla moglie, lasciamole ai figli. Condivido il fatto che meriterebbe il massimo degli onori, però sono scelte che lasciamo ai suoi affetti più vicini e più cari. È chiaro che la Lega è la casa sua e ci sentiamo tutti in famiglia, i fratelli, e parte di una comunità, però ci sono una moglie, ci sono dei figli a cui spetta l'ultima parola, ovviamente, su come salutare, accompagnare il papà e il marito. Alberto da Pordenone ci scrive via WhatsApp: una certa questione meridionale, come esiste una questione settentrionale oggi, non con ipocrisia. Insomma, entrambe le questioni ancora oggi esistono. Il federalismo può essere il punto di convergenza e non di divisione. Credo sia sempre stato così nella storia della Lega, no? Sì, che abbiano provato a dire i giornali e la sinistra e le televisioni che volevamo dividere. Il federalismo e l'autonomia uniscono, avvicinano e fanno emergere il merito e scovano lo spreco, l'incapacità. E questo lo fanno in Lombardia come lo fanno in Calabria, lo fanno in Veneto come lo fanno in Puglia, ed è il merito storico di Bossi e della Lega di non aver mai mollato. E ci ricorda proprio questo motto Clara da Sondrio, che ci manda un messaggio, come diceva il grande Bossi, mai mulà, cioè non mollare mai. Mai. Se ci fossimo arresi non saremmo qua oggi a parlare di riforme, di autonomia, di futuro, di lavoro, di flat tax, di pace fiscale e di quelle che sono le battaglie storiche della Lega, soprattutto per i produttori, per i piccoli produttori, gli artigiani, i commercianti, i pensionati, gli operai, perché diciamo che il 99% dei milionari vota altro e spesso e volentieri vota a sinistra, quelli della ZTL, quelli del centro storico, quelli di Piazza del Duomo che danno lezioni al mondo votano a sinistra. Ecco, noi pensiamo
al benessere di un altro tipo di popolazione. Allora, c'è un ascoltatore che scrive, non nomino la parlamentare, ma una parlamentare importante ha scritto finalmente, una poveretta, dice l'ascoltatore, però non so, non mi risulta. Risulta a te che qualche parlamentare abbia commentato così, Matteo? Ho intravisto sui social qualcuno di sinistra che voglio sperare... Ma membro del Parlamento? Un parlamentare? Voglio sperare essendo frainteso. Voglio sperare che sia stato frainteso, anzi in questo caso fraintesa. Ma io mi vergogno perfino di citare il cognome di costei. No, ripeto, voglio pensare che sia stato un avverbio usato infelicemente. Cioè Mannaggia, è brutta veramente questa, eh? Ma guarda che ce n'è di peggio in rete. Ho capito, ma questa qui fa la parlamentare, una deputata. Vabbè, noi abbiamo a Bruxelles una che occupava le case degli altri. Ah, questo è vero, hai ragione. Quindi, voglio dire, non è che... No, è terribile però, è terribile. Ripeto, voglio sperare, faccio l'avvocato non richiesto che sia stata un'espressione infelice e che volesse dire altro. Allora, abbiamo giusto il tempo di passare le ultime, forse due o una, non ho capito, una telefonata, l'ultima, poi naturalmente però la diretta prosegue su Radio Libertà, ma Certo. Congediamo per il momento Matteo Salvini che interverrà quando vorrà naturalmente in questa lunga giornata. Diciamo che come promesso saranno i primi gli ascoltatori di Radio Libertà ad avere aggiornamenti su cosa verrà organizzato nelle prossime ore. Perfetto, intanto sentiamo quest'ultima telefonata per questo blocco. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, ciao, buongiorno, sono Gianfranco, chiamo da Genova. Prego. Quindi, volevo dire una cosa, al netto degli imbecilli odiatori, che peraltro sono equamente distribuiti a tutte le latitudini politiche, io sono di sinistra e ho preso davvero con dispiacere la notizia della morte di Umberto Bossi, perché penso che sia stato un personaggio politico importante, anche tra l'altro per aver sdoganato un certo modo di fare politica nel linguaggio, nei comportamenti, in un periodo storico importante, perché è stato un periodo storico problematico quello, e lo sappiamo. E ci tengo a dire un'altra cosa, che Umberto Bossi, io lo dico a tutti quelli di sinistra che magari che sono di sinistra come me, ma che magari hanno un'idea non ha mai fatto mistero di essere antifascista, e che la Lega da lui diciamo governata era antifascista, lo ha ribadito spessissimo. Quindi tra l'altro questa è una cosa che un pochettino ci accomuna, no? Come ebbe a dire D'Alema che la Lega era una costola della sinistra, non so se intendesse quello, però c'è qualcosa in fondo tutto sommato che accomuna. Io voglio davvero una parola senza nessuna polemica, perché ce ne sarebbero da fare, perché nella polemica politica oggi non è il caso, e quindi veramente un saluto, condoglianze a tutti. Grazie. A tutti quelli che gli hanno voluto bene. Grazie. Ciao, Matteo. È un bel messaggio. Antifascisti, anticomunisti, per superare le distinzioni che sono del secolo passato, sono del Novecento, fascisti e comunisti. Qua ci sono quelli del pensiero unico e quelli delle identità, dei territori, e spero che siano presenti anche a sinistra. Spero che nessuno a sinistra voglia una Bruxelles che decide per tutto e per tutti come si lavora, come si mangia, come si parla, cosa si guarda, cosa si legge, come si paga. Ecco, non c'è più fascismo e comunismo, non ci sono più, dai, onestamente, né fascisti né comunisti. Siamo nel 2026, quindi dirsi antifascista e anticomunista, sì, uno lo può fare, lo può dire, però le categorie sono altre. Non penso che ci siano più fascisti e comunisti, e non torneranno al potere né fascisti né comunisti. La grande distinzione fra chi difende i territori, le identità, il lavoro, le diversità, le differenze, le bellezze, le culture, e chi invece è per il pensiero unico, la marmellata unica, il consumatore unico. E questo, diciamo che da Bruxelles, purtroppo una Bruxelles dove la sinistra governa da sempre sostanzialmente, è questa la lezione che arriva. Però ringrazio l'amico di Genova per il messaggio, per le condoglianze e per la sobrietà.
Allora, grazie a Matteo Salvini, che è sempre bello ritrovarsi qui, c'è una linea di continuità anche se abbiamo cambiato gli studi, gli studi fisici di questa radio. Intanto un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, continuate a seguirci perché andiamo avanti, grazie a Matteo Salvini, un abbraccio a te Matteo e a presto, buon pomeriggio. Un abbraccio alla famiglia più diretta e alla famiglia più allargata, perché chi è in Lega ha due famiglie, ognuno ha la sua famiglia diretta d'origine e poi ha la grande famiglia, perché la Lega non è un partito ma è una comunità, e quindi quando qualcuno lascia una comunità è l'intera comunità che lo vuole salutare, e quindi se sarà Pontida domenica pomeriggio nell'Abbazia vorrà dire che la famiglia si troverà domenica pomeriggio all'Abbazia di Pontida. Allora, grazie Matteo, la diretta prosegue, a tra pochissimo.